E adesso ci occupiamo di una grave emergenza ambientale, l'inquinamento del Rio Cedrino proprio alle porte di Nuoro, sulla vecchia strada per Mamoiada. Ecco la denuncia del gruppo Progress. Sentiamo allora il consigliere provinciale Bobure Bussa. Sentiamo. In mattinata singolare conferenza stampa del gruppo Progress per segnalare un'emergenza inquinamento sul Rio Cedrino. Di che si tratta? Si tratta di un problema già noto a tutte le autorità competenti, già noto ai cittadini, e cioè il fatto che Nuoro scarica il 60% dei suoi reflui urbani nei fiumi che partono dalla città, appunto. Questi fiumi vanno a convergere quasi tutti nel Cedrino, e il Cedrino praticamente è un lago in questo momento molto inquinato, e le sue acque vengono utilizzate per irrigare i campi della Baronia. In qualche caso vengono anche potabilizzate e utilizzate per usi civili. Noi pensiamo che ci possano essere problemi importanti per la salute da questo utilizzo, e chiediamo alle autorità competenti di di certificare che invece non esistono problemi per la salute, o se ne esistono che si prendano provvedimenti urgenti e immediati. Ecco, quali sono gli interventi urgenti che chiedete? Gli interventi urgenti chiediamo intanto che venga fatto un monitoraggio molto più preciso e approfondito sulle acque, poi chiediamo che il Consorzio di Bonifica dichiari se le acque che vengono distribuite per l'irrigazione nella Baronia sono idonee a questo scopo, e chiediamo alla ASL di avviare delle indagini approfondite sulle acque per capire se il loro utilizzo può creare danni alla salute.